Offre diversi piani di lettura la composizione della nuova giunta regionale sia in termini di rapporti di forza tra gli alleati del centrodestra sia rispetto alla nuova geografia leghista, il cui baricentro si sposta su Padova con vista Verona, lasciando ai margini l'asse Treviso-Belluno. I 10 assessori che affiancheranno Alberto Stefani rispecchiano sì le proporzioni dell'accordo preelettorale, ma i ruoli chiave sono andati al carroccio e non poteva essere altrimenti visto il risultato uscito dalle urne. Da Atreiu, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo fa buon viso. Gli assessorati di Fratelli d'Italia sono assessorati strategici. Sulla sanità abbiamo fatto un ragionamento insieme alla Lega, si è deciso di convergere su una figura tecnica, appunto Gerosa. De Carlo parla di squadra che rispecchia le aspettative, quelle post voto, non certo quelle della vigilia. Una giunta forte, rappresentativa, con gli esponenti di Fratelli d'Italia, tutti amministratori, tutti con grande esperienza e tutti pronti a dare il loro contributo per intercettare i bisogni dei veneti e risolvere i loro problemi. Una giunta all'altezza delle nostre aspettative, una giunta forte, coesa, che saprà rappresentare il sentire dei veneti per i prossimi 5 anni. Forza Italia dopo 5 anni torna in giunta regionale e sarà ben rappresentata dalla nostra Elisa Venturini, donna e amministratrice di valore con esperienza e radicamento sul territorio. Così il coordinatore veneto di Forza Italia Flavio Tosi, mentre, come era prevedibile, l'amministrazione Stefani apre un nuovo ciclo, quello della Lega padovana e veronese. Il carroccio radicchio-centrico è alle spalle, alla veronese Elisa De Berti però questa classificazione non piace. Allora, io vi sfatto subito questo discorso semplicemente per un motivo, perché c'erano 10 assessori che rappresentavano tutte le province a livello territoriale, ma un assessore regionale non è un assessore provinciale, è un assessore regionale. Sinceramente come assessore regionale uscente mi sento di aver rappresentato in maniera equilibrata, di aver lottato per tutto il Veneto e mi sento di aver fatto l'assessore regionale. Poi Treviso centrico, Verona centrico, Padova centrico secondo me sono discorsi che lascio così a... Lotte così di campanile che forse non hanno più senso. Non hanno senso, no. Da Quinto, dove la Lega Trevigiana raduna militanti e sostenitori per l'analisi del voto, rispondono con lo stesso tono Luca Zaia e Mario Conte. Ogni volta ci sono sempre gli stessi commenti. Prima si parlava di giunta troppo spostata su Treviso, ma non lo era. Oggi evidentemente ci sono più assessori padovani, però poi il risultato è che si deve lavorare tutti per i veneti. Direi di finirla anche con questa storia di Zaiani, Bossiani, Salviniani e altre menate del genere, visto e considerato che io non ho mai pensato che il futuro del partito possa essere quello rappresentato dalle correnti. Piuttosto pensiamo a fare in modo di dare risposte ai cittadini. Sono anche convinto che al di là della provenienza, della provincia di provenienza, poi continuano davvero la passione, l'impegno e la competenza, quindi saprà il presidente Stefani trovare il giusto equilibrio anche da un punto di vista territoriale. E sempre da Quinto, collegato al telefono, il neogovernatore Stefani pronuncia uno degli ultimi discorsi da segretario, aprendo di fatto la stagione dei congressi, auspicando, dice, siano il più possibile unitari e celebrati in un clima di coesione.